Il cimitero degli alberi è tutto attorno. A Tombal, come nella Val Maron e nella piana di Marcesina, i caduti della tempesta Vaia giacciono sotto gli occhi di tutti. Ma per fortuna a Enego c'è anche la pediatria degli alberi. I giovani virgulti che di nome fanno Abete Rosso, Faggio e Larice, piantati quest'oggi, riportano la vita sui pendii e nei boschi. La prima azione che viene fatta è di vera ricostruzione e ripristino dell'ambiente e di quello che Vaia ci ha distrutto. Queste zone sono un'attrattiva turistica importante e quindi sì, hanno una valenza per il futuro delle nostre comunità che va al di là dell'aspetto così solo estetico. 1300 i nuovi nati alberi piantati in questo pendio di Enego a Tombal, sulla strada che porta al Forte Lisser, dove ora si combatte per ridare vita ai boschi decimati. Tutti possono partecipare, anche da casa. Basta entrare sul sito web Wow Nature, scegliere il proprio albero preferito, la specie, l'area, quella fuori porta, quella nel posto che amiamo per turismo, e donare, quindi adottare quell'albero, che può essere un albero da piantare, quindi per creare delle nuove aree e nuove foreste, come anche un albero esistente. Viene registrato, viene invitato a visitare l'area, a piantare il proprio albero, e poi per ogni albero c'è il punto GPS, così uno sa sempre e può sempre dire vado dal mio albero. Versamento minimo 8 euro. La Etifor è un'azienda specializzata in investimenti sostenibili e fa parte dell'Università di Padova.